Una vacanza tanto sognata, a lungo pianificata, che si è trasformata in tragedia per un 17enne di Padova e i suoi amici a Corfù. Il ragazzo, giovedì notte, mentre si trovava nell'appartamento che aveva affittato con alcuni compagni di classe, è precipitato dal balcone del secondo piano, riportando vasti traumi alla testa. Ora il giovane studente è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale dell'isola greca, meta gettonata per le vacanze. I genitori sono arrivati pochi giorni fa per stare accanto al figlio, sperando in un miglioramento. Nel frattempo le autorità greche stanno indagando sull'accaduto, che al momento resta avvolto dal mistero. Sembra che a dare l'allarme siano stati gli amici, ma non è chiaro se il 17enne fosse solo sul balcone. A quanto pare il ragazzo, mentre gli amici si stavano preparando all'interno, era uscito sul balcone. Sembra si sia sporto per salutare delle ragazze, perdendo l'equilibrio e precipitando. Ricostruzioni che al momento non trovano conferme. Le indagini sono avvolte nel massimo riservo e anche al padre, noto avvocato padovano, non vengono fornite informazioni sulla dinamica dell'incidente. Quel che è certo è che il 17enne ha riportato un trauma cerebrale grave e le prossime ore sono cruciali per l'andamento del suo quadro clinico. Lo studente, che frequenta il liceo classico a Padova, era in vacanza con gli amici. Sabato sarebbe dovuto rientrare a casa.